Salve! Ormai fare il supereroe è diventato difficile perché non si può uscire e i criminali sono tutti a casa a fare i TikTok. Adesso per fare il supereroe faccio di sbrigo pratiche in un caffè. Anzi, da oggi in poi non chiamatemi più Batman, ma chiamatemi Gaffman. Siccome durante il lockdown molte coppie chiuse in casa, saltevi terrora bella, spugnando un terremoto e pescerete, oggi andrò a spiegare come ottenere il bonus per il terzo figlio. Possono richiederlo tutti i cittadini, a meno che non siate qua in sgarroppo. Il nucleo familiare deve essere giustamente di 5 componenti e devono avere la residenza tutti allo stesso domicilio. Poi, se uno dei vostri figli segue il cane sua nonna per scoccarci accompagnamento, che non sono a fare più. E bisogna avere un ISEE inferiore alle 9.000 euro all'anno. Se avete qualche problema per calcolare l'ISEE, tranquilli, con 15 euro, ma spero bene. Il modulo lo potete trovare all'INPS, lo so, c'è sempre un macello, ma se vi sentite a fare la fila, prendete una penna e vi scrivete il nome in su di Pimerò. Però mi raccomando, senza fare gocciare. Se ve l'accettano, sono circa 1.800 euro. La metà non mese di gennaio, l'altra metà non mese di luglio. A così stai state per la cita e i bagni. E io penso che con 1.800 euro, volendo, ce ne scesse pure un caffè per il vostro supereroe preferito.